Ambiente e salute, l'inquinamento incide solo in minima parte sulla formazione di gravi patologie. È la conclusione cui è giunto un apposito osservatorio istituito dalla Regione. Sentiamo Francesca Vigori. Non c'è correlazione tra inquinamento e aumento dei tumori nell'area dei cementifici di Fanna e Travesio in provincia di Pordenone, né per esposizione al mercurio a Grado e Marano e neppure nella zona industriale udinese. A stabilirlo l'Osservatorio Epidemiologico Ambientale del Friuli Venezia Giulia, organismo che si avvale di professionalità presenti nelle istituzioni scientifiche e sanitarie della Regione, dal CRO di Aviano all'Università di Udine all'ARPA, che ne ha riferito alla terza e quarta commissione regionale in seduta congiunta. L'osservatorio ha anche attivato uno studio predittivo in relazione ai potenziali effetti del nuovo tracciato dell'elettrodotto in Carnia, valutando l'attuale e l'atteso livello di tumori infantili. I dati presentati si riferiscono a rilevazioni tra il 2008 e il 2010 e confermano, ha spiegato Diego Serraino, responsabile del registro tumori del CRO di Aviano, i risultati esistenti in letteratura, ossia che l'inquinamento ambientale è causa del 2% dei tumori, mentre altri fattori di rischio, come il fumo e la dieta, rappresentano oltre il 60% delle cause di tumore nella popolazione. I risultati esposti dall'osservatorio hanno provocato la reazione trasversale di molti componenti della Commissione, in particolare i triestini, per l'assenza di dati sull'area attorno alla Ferriera di Trieste, da Lupieri e Codega del PD a Bucci e Cacitti del PDL, a Colussi dei cittadini e a Pustetto del SEL. È stato annunciato che lo studio su Servola sarà presentato in aprile e che comunque dai primi dati non risulta vi sia alcun gruppo significativo per patologie tumorali nel rione. L'osservatorio ambientale era stato istituito nel 2008 dalla Giunta Illy ed era stato finanziato con 300.000 euro.